Il tema che mi hanno assegnato è quello di sostanzialmente disegnare una cornice di riferimento del fascicolo sanitario elettronico, che come diceva l'ingegner Gubbia prima di me, sicuramente è un obiettivo sfidante e a lungo termine. Però perché questo sia possibile a distanza di tempo, probabilmente di anni, è necessario, diciamo, appunto condividere le regole e mettere tutti quei prerequisiti perché questo sia possibile. E quindi cerco di illustrarvi, diciamo, sia le iniziative di riferimento nazionale, ma con un occhio anche a quello che l'Europa sta facendo su questo tema. Questa è la situazione del tasso di invecchiamento della popolazione nei paesi OCSE e ovviamente, come sempre, o meglio, l'Italia risulta essere il secondo paese dopo il Giappone. E questo non solo è, diciamo, una certezza per il 2011, ma è un trend che l'Italia sta portando avanti da diverso tempo, quindi proprio l'aspettativa di vita alla nascita in Italia è più alta di circa 6 anni rispetto all'aspettativa di vita dei paesi OCSE. Quindi questo è sicuramente un dato positivo, però pone ovviamente dei problemi a livello o comunque delle criticità da affrontare e quindi la necessità di individuare delle soluzioni a livello di Servizio Sanitario Nazionale. E quindi diciamo la prima cosa che in genere si dice rispetto all'invecchiamento della popolazione è proprio che ci sarà un progressivo aumento delle problematiche di carattere sociosanitario, quindi l'aumento di malattie croniche degenerative e necessariamente diciamo, il cambiare il fulcro dell'assistenza sanitaria che fino ad oggi è stato l'ospedale, quindi in una fase acuta della malattia, appunto dall'ospedale al territorio, quindi curare poi le persone sostanzialmente al proprio domicilio. E quindi il servizio sanitario dovrebbe muoversi. Dottoressa, ci sente? Lungo queste due direttrici prioritari, quindi quello di avere degli strumenti che consentono la governance della crescente domanda di assistenza di lungo periodo e strumenti finalizzati alla cura del paziente, con riferimento particolare alla cronicità, ma privilegiando appunto, come dicevo, come luogo di cura il domicilio. Allora, per attuare, diciamo, questi due obiettivi, queste due linee di azione, la sanità in rete o e-health o sanità elettronica o tutto quello che, diciamo, tutti i modi diversi con cui viene chiamato, sostanzialmente in una parola, l'uso dell'ICT a supporto dei processi di cura, sicuramente possono, diciamo, essere di ausilio, possono migliorare questo percorso. In questo senso l'Europa ha già dato degli indirizzi rispetto alla sanità elettronica, in particolare qui vi riporto la dichiarazione, scusate, no vabbè, rispondo dopo. Dicevo, vi riporto una delle dichiarazioni del convegno che annualmente, della conferenza annuale sull'e-health che si tiene a livello, diciamo, degli Stati europei, in particolare quella di Praga, identificava, diciamo, l'e-health, qual era la necessità, diciamo, l'obiettivo dell'e-health verso gli individui intesi come pazienti e operatori sanitari, quali erano i vantaggi per la società o per l'economia. E quindi diciamo l'e-health può intervenire in termini generali di miglioramento, in termini di qualità e efficacia dei servizi,
quindi verso l'individuo, ma diciamo rispetto alla società può rappresentare invece quel meccanismo di superamento del digital divide o comunque della necessità di interconnettere tutti i nodi della rete sanitaria. E rispetto all'economia ovviamente può portare, come si dice in genere, ma poi dovremo documentarlo, ad un enorme risparmio, o meglio, ad un risparmio. Come dico io, il risparmio sicuramente ci sarà in una prospettiva di lungo termine, ma se prima non si investe nei servizi per la sanità, è difficile che questo risparmio poi ci possa essere. Quindi il risparmio ci sarà nella misura in cui si investiranno delle risorse per sviluppare dei servizi ICT di supporto alla sanità. L'altro elemento che sempre a livello europeo ha messo l'accento sulla sanità in rete è il piano strategico Europa 2020 che è stato lanciato nel 2010 dalla Commissione europea. Anche qui gli obiettivi sono molto ampi perché diciamo, l'obiettivo del piano strategico è quello di sostenere la crescita dell'economia complessiva e questo piano individua una serie di azioni, di iniziative, tra cui la predisposizione dell'Agenda europea per il digitale. Nell'ambito dell'Agenda europea per il digitale ci sono punti che sono molto, diciamo, sono sicuramente collegati rispetto alla sanità, quindi vi ho riportato, diciamo, quali sono gli obiettivi individuati nell'ambito dei 7 obiettivi strategici che sono di supporto all'assistenza sanitaria sostenibile per una vita dignitosa e indipendente. In particolare le 2 azioni chiave sono la 13 e la 14 che qui vedete riportati proprio diciamo, con le precise parole che l'agenda europea utilizza diciamo, e a parte gli anni di riferimento che sono date, se volete, sfidanti, perché dotare tutti i cittadini europei di un accesso online ai propri dati medici entro il 2012 sarà vero per alcune regioni italiane sicuramente, ma non credo che tutte le regioni italiane per il 2015 siano in grado di offrire questo accesso online. Così come raggiungere entro il 2020 un'elevata diffusione dei servizi di telemedicina. Come dico sempre, l'Italia è lunga e stretta e le iniziative sono diverse e i processi organizzativi sottesi all'utilizzo di servizi online sono diversificati sui vari territori regionali e anche l'investimento nell'ICT è molto diverso nelle diverse regioni, quindi probabilmente l'Italia riuscirà a raggiungere questa data in alcuni territori, ma non in tutto il territorio nazionale. L'altra azione chiave è quella di predisporre una raccomandazione finalizzata a definire un minimo set comune di dati per l'interoperabilità dei patient record a livello europeo entro il 2012. Diciamo, è questo, se volete, più attinente, diciamo, al nostro fascicolo sanitario, al tema che mi è stato assegnato oggi, ma mi interessava, diciamo, appunto, disegnare una cornice complessiva proprio per dare conto che non solo l'Italia a livello nazionale, regionale e locale, ma anche l'Europa si sta muovendo diciamo, seguendo questo percorso. Dopodiché, diciamo, ci sono altre 2 azioni finalizzate a promuovere gli standard di interoperabilità per la certificazione dei sistemi informativi sanitari entro il 2015 e poi rinforzare il programma di Ambient Assist Living. Quindi diciamo che mi sembra che il percorso che in Veneto è stato intrapreso coincide esattamente con queste linee di percorso, linee strategiche che l'Europa ha indicato. In particolare, invece, tornando al nostro paese, in Italia
esiste ormai da una decina d'anni un sistema che abbiamo allora chiamato Nuovo Sistema Informativo Sanitario, che è stato progettato congiuntamente dalle regioni e dal livello centrale, quindi dal Ministero della Salute. Diciamo, l'individuazione degli obiettivi a cui questo sistema doveva rispondere è poi diventato oggetto di un'intesa Stato-Regione, e sulla base, diciamo, degli obiettivi che questo sistema si è dato, si stanno portando avanti sistemi orientati al governo del Servizio Sanitario Nazionale e sistemi più orientati al supporto della cura. Quindi da una parte il monitoraggio dell'EA con tutte le informazioni e i dati di cui c'è bisogno per arrivare a monitorare l'EA su tutto il territorio, e dall'altra parte invece la sanità in rete intesa come appunto elementi, linee guida che costituiscono i presupposti per poi poter erogare i servizi online. In questo senso, diciamo, adesso li vedremo perché li andiamo a scorrere, ma insomma il focus è sul fascicolo, ma vi dico che anche sul CUP sono state emanate delle linee guida che appunto prendendo dalle esperienze regionali danno delle regole sulla base del quale sviluppare i centri unici di prenotazione. Sull'e-prescription si sta andando avanti, c'è una ipotesi di norma, c'è una norma di legge che prevede la possibilità di dematerializzare la ricetta rossa, quindi la completa validità anche dal punto di vista legale della ricetta elettronica, e diciamo, è in corso la predisposizione di un decreto. Sul fascicolo sanitario elettronico invece, quindi tornando all'argomento che mi è stato affidato, cosa abbiamo fatto? Diciamo, nell'ambito degli obiettivi strategici del nuovo sistema informativo, che vi dicevo prima sono stato oggetto di un'intesa, la cui finalità ultima era quella di innovare le banche dati attraverso la raccolta del dato individuale e migliorare la capacità di lettura dell'evoluzione dell'offerta di servizi sanitari. Sono stati individuati 8 obiettivi strategici, che sono quelli che vedete qui rappresentati. In verità, diciamo, 2 di questi, quelli evidenziati in rosa sul mio schermo, non so in che colore voi lo vedete, sono fondamentali e sono il monitoraggio della rete di assistenza e il sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali. Il monitoraggio della rete di assistenza è di fatto un progetto che vuole censire tutte le strutture di erogazione dei servizi con correlate attività diciamo, e risorse produttive, mentre il sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali altro non è, diciamo, o meglio, è l'inizio di quello che poi stiamo chiamando fascicolo sanitario elettronico, anche se diciamo in questo momento non sono sovrapponibili, perché da una parte a normativa vigente il fascicolo sanitario elettronico può trattare dati soltanto per finalità di cura, mentre diciamo l'obiettivo del sistema di informazioni sanitarie individuali, se volete, è più legato al monitoraggio dell'EA e quindi senza la necessità di trattare dati in chiaro, quindi con nome con nome e cognome del cittadino. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono, diciamo, questo è un po' il percorso con cui, diciamo, i dati che nascono sul territorio diventano poi, rispondendo a caratteristiche predefinite di completezza, accuratezza e tempestività, insieme con le metodologie individuate e gli strumenti di analisi, diventano poi delle informazioni che vengono messe a disposizione di tutti i livelli istituzionali. Se questo va avanti, aspettate, non so perché non va.
Eccoci, ok. Perché sia possibile condividere tutte le informazioni, come dicevamo prima, ai diversi livelli istituzionali, c'è bisogno di un linguaggio comune, cioè c'è bisogno di chiamare le cose con lo stesso nome su tutto il territorio nazionale. E quindi, diciamo, è nata l'esigenza di una progettualità parallela e complementare al nuovo sistema informativo, che è quel progetto che è stato chiamato Progetto Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale, che ha individuato classificazioni, metodologie e, diciamo, sono alla base per la costituzione di basi dati e di misure. Quindi, come vedete, c'è una correlazione tra i progetti mattoni e gli obiettivi strategici dell'NSIS. Sulla base di questa cornice di riferimento, cosa operativamente è stato fatto? A partire dal 2003, dove l'unico flusso, diciamo, che il Ministero aveva di livello individuale e ad evento erano i ricoveri ospedalieri, quindi il flusso SDO, sono state attivate una serie di flussi individuali e ad evento, quindi che raccolgono la prestazione sul singolo individuo, pur non avendo, diciamo, non trattando in chiaro l'informazione, diciamo, anagrafica del cittadino, ma individuandolo con un codice individuale non riconducibile al cittadino direttamente. In parole più semplici, senza utilizzare il codice fiscale, perché il garante ritiene che il codice fiscale non dia quelle garanzie, diciamo, di non ritorno o di non individuare, scusate, il singolo individuo, e quindi con un criterio di anonimizzazione del codice fiscale. Diciamo, quindi a partire dai ricoveri sono stati attivati il flusso della prestazione di specialistica ambulatoriale di farmaceutica territoriale, che è stata prima attivata con una sperimentazione direttamente dal Ministero della Salute e poi è diventata, diciamo, nella messa a regime una legge dello Stato, e diciamo, siccome la finalità è anche quella di monitoraggio della spesa, è in capo al Ministero dell'Economia di concerto col Ministero della Salute, ma i dati, diciamo, vengono conferiti e vengono trasmessi al Ministero della Salute. Gli altri sono invece tutti decreti diciamo, firmati direttamente dal Ministro della Salute, dalla distribuzione diretta alla farmaceutica ospedaliera, alle prestazioni in emergenza e urgenza, alle prestazioni di assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, al flusso sulle dipendenze, quello sulla salute mentale e il flusso su hospice. Il colore, diciamo, come dice la leggenda, in azzurro quelli che sono già attivati, cioè quei flussi per cui già riceviamo dei dati e sono, diciamo, perché sono decreti del 2008 essenzialmente. I decreti salute mentale e dipendenza sono del 2010 e quindi stiamo ricevendo i primi dati, e stiamo mettendo a punto i sistemi per la condivisione. Il decreto Hospice, che era già passato in conferenza Stato-Regioni, è stato invece bloccato prima della pubblicazione per un parere al garante, e proprio oggi abbiamo saputo che ci darà parere positivo dopo aver accettato tutte le revisioni che loro ci hanno imposto in incontri e incontri e incontri, perché vi assicuro che è faticoso parlare col garante con cui, diciamo, è necessario spiegare la necessità di ogni campo. Perché volete il titolo di studio? Perché volete il comune? Cioè ogni campo è oggetto di discussione, quindi è veramente faticoso, però ce l'abbiamo fatta, almeno per Hospice. Va bene, insomma, l'insieme di questi flussi di fatto realizzano il sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
sanitarie individuali. Ma perché abbiamo necessità, diciamo, di attivare tutti questi flussi? Qual è l'obiettivo ultimo? Quello di una lettura integrata delle prestazioni erogate al cittadino. Quindi qui rappresento, diciamo, con un disegno, no, il percorso e quindi la necessità di poter leggere il percorso del cittadino all'interno dell'SSN indipendentemente da quale setting assistenziali ha percorso o chi ha preso in carico quell'individuo e quindi diciamo, la necessità di leggere le prestazioni erogate per leggere la qualità anche delle prestazioni erogate in termini anche di tempestività di certi interventi. E quindi fondamentale per tale finalità il fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo, come diceva prima Lorenzo, viene definito, diciamo, o meglio, ha la finalità di raccogliere e trasmettere tutte le informazioni sociosanitarie e i dati clinici del cittadino in modo da garantire la continuità di cura attraverso i servizi assistenziali. L'utilizzo da parte del medico dovrebbe, diciamo, consentire l'accesso ai referti, il controllo dei pazienti affetti da patologie croniche e l'utilizzo, diciamo, e la memorizzazione delle informazioni attraverso la prescrizione elettroniche. Tuttavia per realizzare il fascicolo è necessario una infrastruttura di integrazione tra i diversi sistemi di generazione degli eventi sanitari e diciamo, questa infrastruttura deve essere tale da garantire l'accesso sicuro a tutti gli operatori autorizzati e al cittadino. Cosa vuol dire? Che l'accesso di un operatore non può essere un accesso generico, cioè io sono un farmacista e quindi vedo tutte le prestazioni farmaceutiche erogate ad un cittadino, ma ci deve essere l'associazione tra quel farmacista, quella prestazione e quel cittadino, quindi deve essere individuato un meccanismo che consenta al cittadino di avere garanzia che soltanto il farmacista da cui si reca per avere quel farmaco legga la prestazione che gli è stata prescritta dal medico. Non riesco ad andare avanti perché, eccola, adesso sì, ok. Va bene, quindi diciamo l'esigenza di poter integrare sul cittadino le informazioni sanitarie sono, diciamo, è da tempo avvertita, qui vi ho soltanto provato a fare una nuvola delle leggi, dei diversi riferimenti normativi, cioè è da tantissimo tempo che si prova ad avere questa possibilità per la programmazione, la gestione e il controllo dell'assistenza sanitaria, ma appunto come vi dicevo prima, oggi sulla base di queste norme è possibile, diciamo, avere le informazioni e condividerle soltanto per finalità di cura. Mentre non è possibile utilizzare le informazioni in termini di programmazione e di epidemiologia e quindi questa è la necessità, diciamo, che è scaturita dal disciplinare a livello nazionale il fascicolo sanitario elettronico. E quindi diciamo, abbiamo questa opportunità, questa necessità è stata ribadita anche nelle linee guida del 2009 che il Garante della Privacy ha pubblicato in tema di FSE nel luglio 2009 e quindi diciamo, il Ministero ha deciso o meglio il Ministro ha deciso di istituire un tavolo tecnico per il fascicolo sanitario elettronico, che è un tavolo interistituzionale a cui partecipano sia i rappresentanti delle regioni Lombardia, Emilia, Toscana e Veneto, sia rappresentanti di Digit PA e del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, oltre ovviamente a rappresentanti del Ministero.
questo tavolo, diciamo, si è dato degli obiettivi e delle finalità. La prima è proprio quella di predisporre una cornice normativa unitaria, l'altra è quella di predisposizione di linee guida nazionali per la realizzazione di un sistema FSE che quindi facesse sinergia e fosse complementare a quelle linee guida pubblicate dal Garante che hanno soltanto l'ottica, diciamo, del corretto trattamento dei dati dal punto di vista privacy, e l'altro è la predisposizione di uno schema di regolamento. Allora, rispetto a queste finalità, come vedete, sono stati raggiunti le prime due e l'altra è in corso di attuazione. Perché questo stato dell'arte? Perché in verità la prima cosa che il tavolo tecnico ha condotto è stato proprio quello di valutare, diciamo, sulla base di una ricognizione di livello nazionale delle esperienze regionali, ehm, sulla base della documentazione prodotta nell'ambito del progetto Rete dei Medici, che è un progetto, diciamo, che è stato finanziato nelle regioni ex obiettivo 1, e sulla base della normativa privacy sostanzialmente ha anche dato un parere rispetto alle linee guida del Garante prima che fossero, diciamo, pubblicate, quindi è partito un po' dalla ricognizione di che cosa c'era sul territorio perché uscisse una norma e delle linee guida che facessero, diciamo, tenessero conto di tutte le iniziative che c'erano sul territorio, e quindi, diciamo, sulla base di queste necessità è stata predisposta la norma sul fascicolo. Quelle che vedete sono come elenco puntato, di fatto sono le parole che sono nel dispositivo normativo, quindi c'è la definizione del fascicolo sanitario elettronico, perché la prima difficoltà è stata definire che cosa si intende per fascicolo sanitario elettronico. E quindi, diciamo, la prima cosa è stata una definizione, cioè quindi per FSE si intende l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito, ed è alimentato in maniera continua da soggetti dell'SSN che prendono in cura l'assistito. L'altra necessità era definire qual era l'istituzione, il titolare responsabile del fascicolo sanitario elettronico, e in questo senso sono state individuate le regioni e le province autonome, e per quali finalità. Quindi, come vedete, le finalità in questo caso sono tre: quella di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che è l'unica finalità che oggi, diciamo, ci consente di trattare i dati, le altre finalità sono invece studio e ricerca in campo medico ed epidemiologico. E poi l'altra invece è la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. Quindi, diciamo, se questa legge verrà approvata, avremo la possibilità di utilizzare i dati raccolti per il fascicolo, ma, diciamo, quindi sfruttando la stessa infrastruttura, lo stesso flusso di dati, ma trattati, come vi dicevo, in modo anonimo rispetto ai dati utilizzati per le finalità di cura, per poter rispondere alle finalità di programmazione, di monitoraggio dell'EA. Quindi è un'opportunità che nel Servizio Sanitario Nazionale consente, diciamo, non solo una migliore conoscenza dei fenomeni, ma anche, se volete, un risparmio generale nello sviluppo dei sistemi informativi. E quindi, diciamo, poi definisce la legge chi può consultare i dati, per quali finalità, e se per la consultazione è necessario avere o meno il consenso dell'assistito.
e poi rinvia all'adozione di un regolamento attuativo per la definizione dei contenuti del fascicolo, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, che è quello, diciamo, su cui il tavolo sta lavorando in questo momento. Questa norma è stata inserita nella delega al governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica, che è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 28 settembre 2011 e attualmente all'esame del Senato. Quindi vi ho messo il riferimento all'Atto Senato, vedrete che rispetto a questa che era la formulazione originale sono state apportate delle modifiche e quindi diciamo, ma insomma la sostanza è poi rimasta quella che stiamo leggendo insieme in termini di principi. Vediamo. Ok. Le linee guida è l'altro documento che è stato pubblicato, le trovate diciamo sia sul sito del Ministero, ma insomma è stato, è stato pubblicato diciamo, dopo un'intesa Stato-Regione sulla Gazzetta Ufficiale, l'intesa del 10 febbraio, quella che vedete è semplicemente l'indice del documento, è un documento snello che vuole dare solo linee di riferimento generali e comunque diciamo, il recepimento delle linee guida sarà valutato in sede di adempimenti LEA nel prossimo anno. Questa era la situazione del 2008, quindi sinceramente la salterei perché la mia voce non ce la fa più, però vi rimane come documentazione. Vedete, questo era un po' lo stato dell'arte delle diverse tipologie di fascicolo, perché non tutti i modelli erano uguali. E l'altro argomento importante è il patient summary, e quindi anche sulla tipologia del patient summary. Questo era le modalità di utilizzo rispetto degli operatori e poi l'ultima era invece se, diciamo, se era stato previsto dalle regioni una qualche fattispecie di incentivo per la diffusione dei servizi. Quindi erano due o tre slide significative che, seppur datate, secondo me potevano essere di interesse. E quindi le mie conclusioni è che dobbiamo lavorare tanto sostanzialmente per poter arrivare, diciamo, all'introduzione completa del fascicolo sanitario, perché è veramente un cambio culturale, un approccio organizzativo diverso e quindi tutti noi dobbiamo lavorare passo dopo passo per poter arrivare alla realizzazione di un fascicolo sanitario elettronico.